A tutti ragazzi, bello di voi dell'aspetto del mercato. Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video parleremo della partita del Napoli di stasera, del post partita di Benfica-Napoli. Partita che la decide al 20esimo Rios e al 49esimo Barreiro, scusate. Barreiro che è appena uscito, 2 secondi fa è uscito, io questo video lo sto registrando al 95esimo più o meno perché aveva dato 7 minuti di recupero, che l'arbitro poteva dare 5 invece di 7, boh, cioè, che scelta, vabbè. Che ha fatto una grandissima prestazione, soprattutto nel primo tempo, verso il 55esimo minuto ha iniziato, diciamo, a fare una partita un po' più difensiva. Tra l'altro fa un sacco di fritto, mamma mia. Mo dopo mi levo questa e praticamente mi metto questa tuta con un'altra maglietta sotto perché poi fa un freddo esagerato, faccio mamma mia. Vabbè, Napoli che dopo il 20esimo minuto, cioè il gol di Rios, si stava un po' riprendendo. Poi da quando è iniziato il secondo tempo, dopo due minuti, ehm, è arrivato questo di Napoli calate e poi è arrivato il gol di Barreiro. Partita che appunto dal 45esimo è stata bruttissima da parte del Napoli. Intanto è appena finita Benfica-Napoli 2-0. Anche Juventus Pafos 2-0 se non sbaglio. E poi Real Madrid, Manchester City 2-1. Visto c'era Sky, alcuni mi dicevano no, no, non, domani il Manchester City perde, no, no, perde. No, ha già scattato tutto coso. Tranne appunto Benfica, Napoli, ha seccato e Atalanta-Chelsea. Solo sono queste qua che non ha seccato nei pronostici, ha seccato Liverpool, Inter, cioè Inter-Liverpool, scusate, Real Madrid, Manchester City, Juve, Pafos, tutte cose, ha già seccato, chissà perché, come mai ha già seccato tutte cose, boh. Cioè, voglio, vabbè, ritornando alla partita, voglio, cioè, non ho mai visto una partita così brutta da parte dei partenopei della squadra del Napoli. Certo, quello che volete voi. Il Napoli ha giocato domenica contro la Juventus, però c'è pure quando è, 2 settimane fa abbiamo solo Lobotka come giocatore in più. Eppure abbiamo vinto contro Karabag perché c'era Napoli-Atalanta. Poi Napoli-Karabag abbiamo vinto tutte e due. Ci sta solo Lobotka. Poi Napoli-Roma, Napoli-Cagliari e poi una Benfica-Napoli. Voglio, poi Benfica che smette, cioè fa smettere al Napoli questo ciclo di vittorie, sia nazionali in campionato, in Coppa Italia e in Champions League, perché in totale ha totalizzato una roba di Napoli-Atalanta, Karabag, Roma, Cagliari, Juve, circa 5 partite ehm, vinte da parte del Napoli. È finita pure il club Bruges Arsenal, che si è messo caduto, 3-0 Arsenal. Vabbè, io darei un 5 totale alla formazione del Napoli in generale. Poi tra poco uscirà anche il pagellone del Napoli, solo del Napoli. Poi del Benfica non lo faccio, cioè non lo faccio perché sono le 11, tra poco vado a dormire appunto perché sennò scatta il fritto
e poi domani vado a scuola. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!